sono mesi che stiamo discutendo di questa vertenza, che poi diciamo che è un piano industriale specifico dell'Enel, però è l'esempio di come il territorio venga sempre poco riconosciuto. È una partita unitaria che parte da lontano e che coinvolge il mondo sindacale, politico e istituzionale. La battaglia contro Enel, che entro il 2019 a livello nazionale ha deciso di esternalizzare il servizio di guardiania di 5 dighe bellunesi e di trasferire le funzioni e l'operatività del punto di teleconduzione di Polpetta e di Ponta nelle Alpi, introducendo il governo da remoto per la gestione di circa 120 fra impianti, dighe e linee ad essi collegati di tutto il nord-est. Nel pomeriggio presidio dei sindacati di categoria provinciali e regionali davanti alla prefettura di Belluno. Come organizzazioni sindacali abbiamo tentato di sensibilizzare tutte le amministrazioni pubbliche del Veneto appunto per questo pericolo che non è solo di Enel Green Power ma anche di E-Distribuzione, che sta impoverendo il territorio, e quindi sono tutti posti di lavoro che non verranno più occupati. Il prossimo 18 ottobre a Roma è convocato il tavolo con Enel e le società che derivano dalla ripartizione del gruppo, che nel bellunese conta circa 150 dipendenti. La battaglia si preannuncia durissima e non potrebbe essere altrimenti dal punto di vista della sicurezza, in un territorio che ha pagato in termini di vite umane il disastro del Vajont e di devastazione della morfologia per l'uragano dello scorso autunno. In termini di vite il bellunese e l'ongaronese nello specifico abbia già dato molto anche all'azienda stessa da questo punto di vista. Non lo dico però in forma retorica, è proprio un dato oggettivo, la sensibilità di questo territorio su questa materia è elevatissima.